Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi scuso per non poter essere presente, ma questo è periodo di influenza, quindi comunque desideravo essere presente a questo evento molto interessante, ma anche significativo per noi che rappresentiamo i nostri pensionati, quindi le persone anziane. E vorrei partire da una frase di Hillman nel suo testo La forza del carattere che dedica proprio all'età anziana. Così come il carattere guida l'invecchiamento, l'invecchiamento disvela il carattere. Quindi l'autore nel processo dell'invecchiamento ci indica che la forza del carattere è stabilita dalla misura in cui ci si lascia coinvolgere negli eventi dell'invecchiare con coraggio, con passione, con quella curiosità che è caratteristica dei giovani, ma che fa parte anche dei noi, degli anziani, così come abbiamo ascoltato anche dalla dottoressa precedente. E altrettanto concretamente ci invita anche a ragionare sulla insostenibilità di un modello sociale in cui l'età anziana è vista come silenziosa, come sbilanciata, come marginale, quindi con un ruolo di marginalità rispetto al sociale. E Bauman in un testo di pochi anni dopo, evidenzia una forte preoccupazione sulla mancanza di coerenza e soprattutto sulla pericolosità di uno scenario in cui sia dissolta quella che lui chiama agorà. Quindi quello spazio dove si condivide, si completano pensieri, si completano azioni in cui ogni età rappresenta se stessa e dà un contributo assolutamente insostituibile. Quindi alla persona anziana va restituito il suo posto nell'agorà. Con il ritorno a questo spazio possiamo creare quelle reti comunitarie che riescono a recuperare valore, autorevolezza e poter far sì che quei concetti che costituiscono i fondamenti della società come bene pubblico, società giusta, valori condivisi, possano essere recuperati nella loro sostanza e nel loro valore. Quindi per ripristinare uno scenario di questo tipo, di sostenibilità autentica, di relazioni, prima di ogni cosa c'è bisogno di un cambiamento culturale. E di fronte alle sfide della transizione demografica di cui avete parlato precedentemente nella giornata di ieri, a poco servono le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, dei governi o gli strumenti legislativi che possono essere più o meno articolati se continuerà a prevalere una cultura della inattività, del costo sociale e del costo economico della età anziana. Quindi è in atto d'altra parte una rivoluzione dell'età, della vita, che va riconosciuta, va favorita soprattutto nel periodo da 65 a 79 anni. È un cambiamento forte, pervasivo, che noi abbiamo presente, ma che è poco percepito. È un cambiamento che forse non viene capito per il fatto che l'invecchiamento non è sempre lineare, neanche prevedibile come tradizionalmente si è ritenuto. Sono cambiamenti che necessariamente non possono essere associati all'età, perché sono influenzati anche da altri fattori come l'ambiente, le scelte personali, i comportamenti delle singole persone. Quindi, come dire, dobbiamo superare quegli ostacoli che quella visione degli anziani è ancora troppo legata al vedere, come diceva la professoressa poc'anzi, a vedere degli stereotipi sulla visione degli anziani come fragili, bisognosi, dipendenti, quindi esclusi da quella parte importante della società che è della possibilità di essere vitali nel ragionare, nel partecipare e nel fare e nel progettare futuro. Allora è necessario veramente un cambio sistematico di carattere innanzitutto culturale, ma poi strutturato su più livelli, proprio per sciogliere creati dal radicamento degli stereotipi.
Ma un altro elemento fondamentale per poter arrivare ad un cambiamento è ragionare sicuramente, l'abbiamo già sentito, sull'intergenerazionalità. Gli anziani possono essere protagonisti di un'innovazione sociale importante. Il loro impegno produce nuove risposte a bisogni sociali che emergono attraverso proprio l'ideazione ed il sostegno ad quelle iniziative che favoriscono l'inclusione, la coesione, la sostenibilità. Quindi pensiamo a tutti quei progetti intergenerazionali, anziani che collaborano con i giovani in attività educative, nelle attività ambientali, in quelle digitali. È in questi spazi che si creano quelle forme nuove di apprendimento reciproco dove l'esperienza dell'anziano incontra la creatività. Allora questa è innovazione sociale perché modifica il modo stesso di intendere la comunità, una comunità non più segmentata per età, ma costruita sulla collaborazione, sullo scambio di risorse sia umane che culturali. Allora anziani non solo come destinatari di politiche, ma come co-creatori di soluzioni innovative. Un'innovazione che naturalmente non è solo sociale, ma è anche valoriale. Ogni generazione infatti costituisce anche un valore aggiunto che va poi a ricadere sulla generazione successiva. Soprattutto in un contesto, quello in cui viviamo, dove la velocità, l'immediatezza sono elementi che determinano una destrutturazione sociale e quindi l'anziano che può ricordare l'importanza del tempo, della riflessione, del dialogo, di dare valore alla resilienza, alla capacità di affrontare le situazioni di difficoltà, diventa un elemento straordinario di forza sociale. Quindi favorire una società intergenerazionale significa superare la logica dell'esclusione, ma soprattutto significa superare quello che chiamiamo il prima o dopo di me. Per questo servono politiche sociali che promuovano lo scambio, quindi le scuole aperte agli anziani, l'università della terza età, progetti di volontariato misto, il co-housing che abbiamo ascoltato poc'anzi, spazi pubblici pensati per tutte le età. E quindi in questi contesti allora l'età senior non è più un limite, ma diventa una risorsa attiva che contribuisce al benessere collettivo. Una società intergenerazionale sicuramente potrà essere una società più giusta, più umana e capace di dare valore a tutte le fasi della vita, a ciascuna delle fasi della vita. E questo rappresenta un concetto che prima lo affrontiamo, prima ci ragioniamo e meglio sicuramente si invecchia, con un'attenzione però particolare ai futuri anziani. E su questo noi abbiamo, come dire, una proposta, un'idea come sindacato, quella di prevedere delle norme specifiche nei contratti di lavoro che riescano a favorire l'invecchiamento attivo e la promozione della salute a partire dai 55 anni, perché questa è l'età e la fascia particolare che costituisce il futuro benessere delle persone. È lì che devono concentrarsi le politiche di screening, la formazione, la flessibilità, il supporto, perché lavorare in salute con dignità e prospettiva è il primo passo per invecchiare bene e quindi serviranno percorsi di salute personalizzate, campagne di screening, diagnosi precoce e anche un'assistenza territoriale, diciamo, di prossimità. E questo per noi rappresenta una possibilità d'azione proprio a livello sindacale da introdurre, come dicevo, nei contratti di lavoro. È un pensiero che stiamo costruendo e sul quale intendiamo lavorare. Quindi questa consapevolezza chiaramente porta
ovviamente ad una solidarietà forte tra generazioni, come anche ad una collaborazione tra le generazioni. E allora, man mano che riuscirà a svolgersi questa sensibilizzazione culturale su questi temi, allora sarà sempre più semplice, più facile, più agevole accordarsi a tutti i livelli politici in maniera di essere coerenti con l'idea di un invecchiamento attivo, utile, efficace e attivo. Allora la sfida del nostro tempo consiste proprio nel trasformare il paradigma della longevità. Quindi non un problema da gestire, ma un'occasione di crescita sia individuale che collettiva. E questa è una responsabilità che ha molte diramazioni, che richiede un equilibrio tra diritti e doveri sia collettivi che individuali. Il principio di fondo è che l'invecchiamento non è un costo, ma è un investimento. Ma è un investimento sociale da promuovere, da portare avanti, dove ci deve trovare tutti uniti per raggiungere l'obiettivo comune. Allora la longevità è vista come responsabilità, come segno di sviluppo, di giustizia sociale e quindi di rispetto della persona, e questo ci richiama all'assunzione di responsabilità sia collettiva che individuale e condivisa. È chiaro che comunque il vivere a lungo implica anche delle situazioni complicate, no? Tipo insomma, le malattie croniche, la solitudine, la disabilità, sono rischi che presenti e che possono determinare anche periodi di sofferenza, periodi di isolamento. Ma chiaramente, anche se diciamo questa espressione è abbastanza abusata, ma anche molto efficace, possiamo dire che non basta aggiungere anni alla vita, bisogna aggiungere vita agli anni. E se è vero che chiaramente l'aumento della popolazione anziana porta a maggiore pressione sia sul sistema sanitario che pensionistico, ma è vero anche che per poter realizzare un'idea di invecchiamento attivo su questo, diciamo, su questo filo conduttore servono risorse, servono cure, serve l'assistenza, serve garantire un reddito dignitoso e che per chi soprattutto non lavora più e quindi si trova nella situazione di essere un pensionato. Quindi la società dovrà adattarsi, se si adatta, diciamo, all'idea di un invecchiamento di questo tipo, è ovvio che le disuguaglianze possono diminuire e si possono avere meno squilibri tra generazioni. Se andiamo ai dati, oggi possiamo dire, li leggiamo proprio, che il 24% della popolazione è over 65 e detiene il 30% della ricchezza nazionale. Questa è una rete silenziosa ma vitale che ogni giorno tiene insieme tutte le famiglie italiane. Sostiene i figli, sostiene i nipoti, garantisce l'equilibrio sociale. Secondo il Censis, il solo valore economico di questa cura informale supera i 30 miliardi. È più di una manovra finanziaria. E se guardiamo ai consumi, la popolazione senior genera oltre il 20% del PIL. Quindi questo è un tema che incrocia quello dell'impegno degli anziani italiani in famiglia. L'Istat evidenzia appunto come per le famiglie con meno di un titolare di pensione i trasferimenti pensionistici rappresentano in media il 64% del reddito familiare, quello netto disponibile, e per 7 milioni di famiglie i trasferimenti costituiscono più di 3/4 del reddito familiare. In altre parole, l'età senior ha un ruolo di quota di stabilità all'interno della struttura familiare. Questo è un elemento forte. Ci indica che l'anziano è una risorsa per sé, ma è una risorsa per la famiglia, è una risorsa per la società e specialmente ovviamente in quei contesti dove la vulnerabilità è più pressante. Quelli degli anziani alla famiglia non è solo un contributo economico, è anche un contributo di cura, di accompagnamento, di presenza affettiva, di rapporti con i servizi, di babysitteraggio. Ci sono poi l'altro aspetto già presentato, indicato poc'anzi, i caregiver familiari.
sono persone che prestano assistenza, il 21% degli oltre 7 milioni di caregiver familiari hanno 64 anni e sono soprattutto donne, e il loro impegno alleggerisce la pressione sui servizi sociali, ma impatta fortemente sulla qualità della loro vita e della loro autonomia. Quindi rappresentano veramente il welfare, il fulcro del welfare, ma l'attenzione data a loro è veramente scarsa, è insufficiente ed è inadeguata. Dunque la domanda è: chi sostiene chi? Gli anziani sostengono ancora il Paese. Eppure, nonostante questo contributo, lo Stato continua a investire troppo poco sulla salute, sul benessere delle persone anziane, che sono chiamate spesso a cavarsela un po' da sole. Allora serve più prevenzione. Serve più prevenzione. Noi in Italia abbiamo una prevenzione che si ordina sul 4,5%, serve molto di più. Chiaramente questo non è sostenibile. Se valgono tutti i discorsi che ci siamo fatti, è evidente che bisogna puntare in maniera forte e decisa nei termini della prevenzione. E quindi noi lo diciamo chiaramente: serve un cambio di rotta, serve un cambio di passo sulle politiche pubbliche, servono investimenti strutturali in tema di prevenzione, di salute e di assistenza, serve soprattutto una governance unitaria tra sanità, welfare e politiche sociali. Questo è un ambito su cui bisogna lavorare, perché sono tre aspetti che si incrociano, si integrano, e quindi è su questo che dobbiamo lavorare. Dottoressa Foresi, la ringraziamo, il tempo è... Guardi, finisco tra un momento. Grazie. Finisco tra 2 minuti. Pronto? Sì, Allora. se conclude ci fa... Benissimo, Grazie. benissimo. Allora, quindi naturalmente serve allora che cosa? Una prevenzione forte, che arrivi almeno al 9%, e serve la stabilizzazione dei fondi per ridurre la dipendenza dai finanziamenti emergenti, serve una sanità di prossimità, quindi il portare avanti tanto il DM77 quanto la legge 33 per la non autosufficienza, e quindi rafforzare quella rete di assistenza e di rafforzamento della domiciliarità, che sono elementi importanti per far sì che si possa arrivare a una vita anziana con una maggiore sicurezza per la persona, ma anche di assistenza e di valore sociale. La ringrazio, grazie ad Anna Maria Foresi, segretaria nazionale FNP CIS.